L'architetto Vico Mossa descrive Lodè come un nido d'aquile, con una struttura da casba e forse il più impressionante dei villaggi montanari. Il centro storico si estende alle pendici di una collina chiamata Ginucraglio e si articola secondo uno schema urbanistico tipicamente medievale, sviluppatosi attorno alle sue antiche chiese e caratterizzato da peculiari strade spezzate, portici, vicoli stretti e scale. Gli studi di Angelo Sanni e di Antonello Serra sul centro storico di Lodè hanno verificato la presenza di 3 tipologie abitative. L'abitazione monocellulare, costituita da un unico vano che fungeva da cucina, camera da letto e che spesso ospitava anche animali da cortile. Il sottotipo collinare, formata da 2 stanze, cucina al pian terreno e una stanza al piano superiore collegata da una scala interna. Il piano superiore presentava spesso un ballatoio in legno di cui oggi sono rimaste poche tracce. La casa oleastrina collinare, abitazione su 2 piani composti entrambi da un unico vano e collegati da una scala in pietra esterna. Nel piano inferiore era collocato giundacru, stalla o cantina, mentre la stanza del primo piano fungeva contemporaneamente da cucina e da stanza da letto. Il materiale utilizzato per i paramenti murari è la pietra. I muri venivano eretti a secco o con del fango impiegato come legante. Altre caratteristiche comuni a queste 3 tipologie di abitazioni erano le porte in legno, solitamente ad un unico battente, e le finestre, sempre in legno e spesso senza vetro.